Avete discusso nelle ultime riunioni dell'app per tracciare i positivi, ci sono novità? Anche l'app per il cosiddetto contact tracing sarà un altro pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza. Anche in questo caso stiamo lavorando con il Ministero dell'Innovazione e con la Presidenza del Consiglio per cominciare una sperimentazione che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota per progressivamente estendere la facoltà volontaria, ma speriamo massiccia, dei nostri cittadini a sopportare e supportare questo sistema di tracciamento dei contatti che di nuovo ci serve a capitalizzare l'esperienza della drammatica fase precedente e a evitare che essa si possa replicare. Quali sono dal suo punto di vista tecnico le condizioni minime per la ripartenza?